sulla terra, non c'è perché l'agricoltura sarebbe da un'altra parte, o meglio, il dottore collabora con la dentro agricoltura, oltretutto è quello che sceglie proprio il discorso delle armi a riguardo delle armi in bilancia, quindi approfittatene, chiedervi domande di tutto, visto che ce l'abbiamo 3-4 soci che hanno in bilancia. E lascio la parola. Grazie. Grazie. Buongiorno a tutti. Appunto, ringrazio per la collaborazione dell'intero Barone Fiere, siamo contenti di essere qui in questa mattinata a parlare di api e appunto sono un agronomo libero professionista, collaboro con Veneto Agricoltura e mi occupo del progetto di collaborare con loro per il progetto Biodiversity e dei rilievi anche sulle bilance, quindi armi elettroniche, queste parti. Mi scuso, non siamo tanto abituati a avere tante persone, le telecamere puntate, allora un po' di prudenza c'è. Volevo appunto dire prima di tutto che se avete qualche commento, qualche richiesta, se volete portare una vostra esperienza riguardo degli argomenti man mano che parliamo, basta un segno e appunto siamo qui apposta, è anche un momento di confronto se vuole essere qui per questo. Ecco, chiedo scusa se possiamo iniziare con la presentazione, grazie. Appunto siamo qui per parlare dell'importanza delle specie vegetali mellifere e pollinifere e anche nettarifere ovviamente, quindi il concetto di mellifero in senso generale è quello sia di portare a miele ma anche di avere un contributo per quella che è la vita dell'alveare, la vita dell'ape, quindi si va da tutti i prodotti vegetali che producono nettare, polline, ma anche che servono per produrre per esempio la propoli, quindi è il sostentamento della famiglia di api il discorso nettarifero. Sì, certo, grazie. Adesso arriva, perfetto. Appunto una panoramica e una discussione, quello che vi chiedo proprio intervenite, sulle specie erbacee, arbustive ed arboree dell'area regionale. Ogni territorio ha le sue particolarità, quindi le proprie presenze floristiche, i propri tempi anche nelle fioriture, per cui noi oggi abbiamo alcune indicazioni anche di massima sui tempi di fioritura che sono legati al nostro areale geografico, ma che ovviamente spostandoci cambiano e anche di parecchio. Cambiano anche solo all'interno della stessa provincia, di valle in valle, di versante in versante, per cui sono indicazioni che per forza sono di massima e poi vanno tarate sui singoli territori. Vediamo, non so. Chiedo scusa. Vuole che vada avanti lei? Se no, bello per la fine. Tanto non si avanti lo stesso. Tecnologia. Chiedo scusa, eccoci. Appunto, queste specie sono importanti per la produzione di polline e di nettare. L'equazione presenza del fiore e presenza di nettare non è automatica, perché un conto è dire una produzione teorica dovrebbe essere di questi valori e un conto è dire quanto realmente produrrà in quell'annata, in quella situazione, con quella piovosità, con quelle condizioni, con quelle che sono le interferenze reali che si hanno nel territorio.
Questo appunto è dovuto a vari fattori. Il polline, per cercare di spiegarla più semplicemente possibile, è una polvere fine, sottilissima del fiore maschile, è responsabile della fecondazione. Invece il nettare è la sostanza dolce prodotta da alcune piante e ha l'obiettivo di attrarre a sé gli insetti. Quindi attira a sé gli insetti con l'obiettivo poi che si sposti il polline e che ci sia la fecondazione, per cui è questo il secondo fine del nettare. Il nettare è quindi poi il prodotto da cui deriva il miele. Il polline è costituito da granuli con una numerosità che varia a seconda delle specie di riferimento, da 14.000 a 300.000 per grammo di peso, chiaramente, quindi si ha polline da più piccoli a molto più grandi a seconda delle specie. È un superalimento sia per le api che per gli umani. Entra ad esempio nella produzione della papparellae. Solo l'ape è in grado di raccoglierlo ed arricchirlo. L'attenzione, per esempio, in caso di utilizzo del polline per gli umani è alla presenza di allergeni, ma come tanti altri prodotti, perché portando appunto il contributo di diverse specie floristiche va sempre capito se il soggetto che assume il polline è in grado dal punto di vista della propria reazione eventuale allergica di sopportarlo, quindi l'uso umano è ottimo, però va sempre pensato. Le principali componenti, come la gran parte dei prodotti naturali, abbiamo l'acqua e poi abbiamo le proteine, in quota anche questa considerevole, intorno al 20%, poco meno del 5% di grassi, carboidrati anche intorno al 15%. Meno importanti dal punto di vista numerico, ma non della loro funzione, abbiamo le vitamine, i sali minerali, gli enzimi e le sostanze protettive, perché pur essendo in percentuale presenti in misura minore, l'apporto che danno anche come integrazione, anche in umano, è notevole. Il nettare è una sostanza acquosa zuccherina prodotta dalle piante mellifere, lo producono attraverso le ghiandole nettarine. Come contenuto abbiamo circa un 25% di zuccheri, ha un minor contributo di destrine, gomme, sostanze azotate e fosfate. Le api lo elaborano trasformandolo in miele. Mentre il polline viene trasportato esternamente sulle zampe delle api, il nettare viene conservato dell'ape praticamente all'interno della borsa velaria o in guglie, e attraverso enzimi e fermenti salivari viene scisso, scomposto e in zuccheri semplici. Diventa così miele, viene depositato nelle cellette e poi viene opercolato, quindi chiuso attraverso il deposito di cera, fondamentalmente viene praticamente in questo caso sigillato nelle cellette in questo modo. Tra i principali fattori dai quali deriva la disponibilità nettarifera abbiamo la presenza di acqua nel terreno. Infatti vediamo su anni siccitosi che da quello che è il parametro teorico i risultati sono completamente diversi. Si verifica appunto che non si ha meno polline, meno nettare, meno miele, perché il terreno è troppo asciutto, per esempio. Situazioni che si sono avute nel tempo sono per esempio quelle legate alle gelate, si sono verificate per esempio nella fioritura della caccia con grossi danni, grossa riduzione della produzione. I danni li sapete meglio di me perché li avete visti voi che avete api, lo sapete purtroppo bene. L'età del fiore, quindi a seconda dell'epoca della fioritura, cioè come dire, del momento in cui ci si colloca all'interno della stessa fioritura, la disponibilità varia notevolmente. L'esposizione, chiaramente, perché un'esposizione soliva da un risultato, un'esposizione verso il fusterno ovviamente è completamente diversa, o anche la stessa esposizione a mattina o esposizione a sera
e quindi nel momento della giornata, da una disponibilità prevalentemente nelle prime ore del giorno o verso il pomeriggio sera. La nuvolosità, perché i fiori, anche in base a questo, come dire, si adattano, si aprono, si chiudono, la disponibilità è diversa, e la temperatura ovviamente sia del periodo che all'interno della stessa giornata. Per sommi capi si possono distinguere specie floristiche mellifere di natura erbacea, arbustive e arboree. Portiamo alcuni esempi di specie mellifere erbacee, tra queste la colza, il girasole, l'erba medica, la menta, il tarassaco, il timo, il trifoglio e il limonium, che è detto fiorella di varena, e la beccia. Per l'erba medica, pur essendo una discreta pianta mellifera, oggi va detto che la coltivazione di varietà di erba medica più produttive, più adatte al momento attuale dal punto di vista agricolo, ha portato a una ridotta presenza metallifera, per cui questo è un prodotto che era più importante qualche anno fa di oggi per ragioni varietali. Però se viene utilizzata con varietà adatte, resta importante. Tra le specie arbustive troviamo ad esempio la morfa, il rovo, il cotonaster, il rododendro e le ericacee. Queste ultime, il rododendro e le ericacee, soprattutto in ambienti di montagna, dove possono dar luogo a mieli sia monoflora che millefiori. E invece di importanza prettamente pollinifera il nocciolo che per il momento in cui fiorisce va a sostenere la ripresa delle famiglie a primavera sostanzialmente. Questo è, se si può dire così, il principale ruolo in questo ambito che viene dato al nocciolo. Come specie arbustive, per suddividere ulteriormente le presenze, abbiamo il timo, la rosmaria rosmarino, la salvia, la lavanda e rampicanti come l'edera e il glicine. Edera, ad esempio, che invece serve alla sua importanza per preparare le famiglie allo svernamento, perché è un miele che sì, può essere anche ricavato, utilizzato, però ha il problema che tende a indurirsi rapidamente già all'interno dei favi, per cui spesso non viene smielato e resta come scorta per le famiglie per il periodo invernale. Come specie arboree abbiamo da parte degli esempi la caccia, molto importante, da un miele, se l'annata è buona, l'idea dell'apicoltore è senz'altro quella di ricavare un monoflora, perché un miele richiesto vale economicamente, sul mercato c'è richiesta. A seguire durante la stagione abbiamo le produzioni appunto del castagno, del tiglio e anche in alcune zone può avere una buona importanza l'acero. Le conifere sono importanti soprattutto per la produzione di melata, quindi si parte da secrezioni di insetti che generalmente sono linguati o motteri. Queste secrezioni vengono utilizzate dall'acqua per produrre la melata, per cui è un miele indiretto, se si può dire così. Come flora apristica italiana individuiamo 6 zone a seconda delle aree geografiche e climatiche, diciamo, di riferimento. Nella zona alpina troviamo il rododendro, il lampone, il mirtillo, l'abete, appunto per la produzione di melata, e i fiori di prato. Nella zona appenninica e prealpina troviamo soprattutto la caccia, la lupinella e varie specie di trifoglio e di castagno. Trifoglio che troviamo sia bianco che violetto, comportamenti diversi, ma comunque una discreta importanza mellifera. Nelle zone collinari abbiamo coltivazioni foraggere, le olaginose come la colza, il girasole e il castagno. E in zona di pianura le fruttifere, l'erba medica e il girasole.
Nelle fruttifere, spesse volte all'interno di quello che può essere, possiamo definire un millefiori di primavera, possono avere in stagioni favorevoli in territori dove abbia una certa presenza e importanza una buona rilevanza sia le pomacee che le lupacee, anche per fare alcuni esempi anche che possono essere, come si dice, che possono essere adeguati per questo territorio. Anche i frutteti familiari in certi territori danno un buon apporto, anche qui da noi dove la frutticoltura intensiva è meno diffusa, diciamo. Nella zona litorale antiolenica troviamo l'erica, il corbezzolo, il mirto, il rosmarino, alcuni di questi parte di quella che si può dire una macchia mediterranea, e anche la salvia aggiungerei in questo. Zona insulare meridionale, gli agrumi, il timo, l'eucalipto, il mirto, il corbezzolo e il carrubo. Eucalipto che nelle zone di riferimento è importante per la produzione di miele, dà anche produzione di mieli monoflora. Noi queste produzioni le conosciamo meno perché chiaramente siamo fuori dall'areale, però per chi ce l'ha come risorsa è un prodotto importante anche economicamente. Il potenziale mellifero è una misura dell'importanza nettarifera di una specie, appunto considerando la produzione media di nettare secreto da un fiore in 24 ore, la sua concentrazione zuccherina, la durata di vita del fiore e il numero medio di fiori per unità di superficie o calcolato come numero di alberi, però può essere alla fine ricondotto in ogni caso a produzione per superficie, quello è il risultato. Si esprime in chili di miele per ettaro. Le tabelle, come vediamo poi, possono riportarlo direttamente in produzione chili miele ettaro o come produzione chili zucchero ettaro che va poi convertito. Si riesce ad arrivare comunque al dunque. Come si diceva prima, non è una produzione realmente ottenibile, ma è il potenziale teorico che si possono ottenere nelle migliori condizioni. Di solito non ci si avvicina neanche ai valori teorici, però dà un'indicazione del potenziale. Importante per capire se almeno potenzialmente abbiamo una buona produttività o se aspettarci qualcosa di più ridotto e anche pensare a dove eventualmente collocare gli apiari, perché in base a quello che c'è nelle circostanze si può aspettarsi di essere più o meno coperti dal punto di vista delle produzioni legate agli apporti. A livello internazionale, proprio per i livelli di zucchero prodotti per ettaro, si hanno queste 6 classi con produzione crescente di zucchero. Abbiamo produzioni, nel caso di specie che abbiano una ridotta valenza mellifera, che hanno fino ai 25 kg di zucchero per ettaro, fino agli oltre 500, vedremo poi, ne troviamo diverse di piante oltre 500 kg di zucchero per ettaro, solo per citarne una, l'Evodia, albero del miele, poi vedremo. Ecco, questo semplice calcolo praticamente è per tradurre per tradurre lo zucchero in miele, quindi chiaramente c'è una perdita di circa l'80%, quindi quella operazione non è altro che considerare l'80% dello zucchero trasformato in miele, sempre teorico. Qui abbiamo alcuni esempi di produzione di chili teorici miele ettaro. Per citarne alcuni della nostra zona, importante abbiamo la Cacia. L'Acero ha una più ridotta importanza, però in anni difficili tutto fa risultato, per cui tanti piccoli apporti fanno un po' di miele nell'arnia, quindi non vanno, come si dice, sottovalutati tanti piccoli apporti, perché in zone dove c'è elevata biodiversità, siepi campestri, aree con ridotta coltivazione, c'è un elevato numero di specie, per cui moltiplicato poca produzione per tanti individui, per tante specie, dà comunque un buon risultato. Si è visto
Si è visto anche in anni come l'anno scorso, almeno per quello che ci è stato riferito e per quello che sono state le misurazioni che abbiamo fatto con le armi elettroniche, si è visto che dove c'era più biodiversità le produzioni sono state comunque basse, ma non si è avuto un disastro, nel senso che qualcosa hanno sempre importato. Dove l'ambiente era, se si può dire così, piuttosto semplificato dal punto di vista di quello che potevano trovare, i danni sono stati maggiori. Questo almeno è quello che abbiamo osservato noi. Poi, se avete esperienze diverse, siamo qui certamente per parlarne. Altre piante importanti sono la vorragine, per esempio, poi l'edera, dicevamo prima, per preparare le famiglie allo svernamento. L'erba medica, ecco, questi sono valori legati a varietà adeguate per la produzione mellifera. Ci sono varietà che non apportano quasi niente oggi, il discorso che facevamo prima. Ad esempio c'è l'eucalipto, la facelia, ancora importante. Le fruttifere l'hanno considerata come prunus, specie in generale del prunus, non è elevatissimo, ma comunque ha un buon apporto. Il lampone, quindi il rovo, sostanzialmente, sia per quanto riguarda il lampone che per la mora, ha buon apporto. Il rosmarino, negli ambienti di macchia mediterranea. Il trifoglio è un po' più ridotto, ma comunque significativo, e il rododendro per l'ambiente prevalentemente alpino. Ho combinato qualcosa che non va. A posto. Per citare esempi del Veneto, abbiamo la menta acquatica, che è molto buona, magari poco conosciuto, menta acquatica prevalentemente per ambienti in prossimità dei corsi d'acqua, quindi ambienti umidi, generalmente c'è una discreta presenza di questa specie, non è così diffusa, ma può darvi buoni apporti. La facelia, il tarassaco, che può essere smielato sia in purezza che entrare a far parte della produzione del miele di primavera, diciamo le fiori di primavera, l'erba medica, la colza tra le culture agrarie del semino vivo, appunto come dicevamo il rovo, la morfa, pianta infestante che si è diffusa nostro malgrado come vantaggio, diciamo così, in un contesto dove non la si vorrebbe, c'è che almeno produce molto bene. Abbiamo poi l'acero, la caccia, molto importante, il castagno e il tiglio, con produzioni molto elevate per quest'ultimo. Alcune prove sono svolte attualmente sulla cultura del silvio. Praticamente nell'azienda agricola pilota dimostrativa di Valle Vecchia, in comune di Caune, di agricoltura, che poi vedremo con maggior dettaglio, diciamo, verso la fine di questo evento. C'è una prova appunto di coltivazione di questa specie, e quindi è al momento in corso, stiamo valutando appunto quelli che sono gli apporti, e man mano che ci saranno i risultati vi sapremo dire in seguito quelli che sono i risultati delle prove in corso. Si parlava prima appunto della melata, questa è un'ape su melata di abete. Le produzioni possono essere anche notevoli, dipende dalle annate e dai territori. Appunto è una secrezione zuccherina emessa dalla maggior parte dei nipoti omoteri che si nutrono della linfa delle piante. È utilizzata in ambienti con scarsa disponibilità per produzione di miele. La sua importanza tende a aumentare con il ridursi della disponibilità nettarifera da fiore, diciamo, è spesso un soccorso per l'ape. Nella produzione di melata troviamo la metcalfa, insetto parassita di innumerevoli specie, permette produzioni rilevanti in annate favorevoli. Ho sentito dire
in più casi che è più ridotta di qualche anno fa la produzione di nitrati, generalmente nei territori, poi dipende. Può essere prodotta da parassiti quali ad esempio gli afidi tra le api. La propoli è una sostanza resinosa che le api raccolgono dalle gemme e dalla corteccia delle piante, sia resinosi, ma anche ad esempio troviamo il pioppo come contributo, per citarne uno, per la produzione di propoli, ma le specie sono varie. Le api dopo il raccolto la elaborano con l'aggiunta di cera, polline, enzimi che producono loro stesse, e ha varie funzioni all'interno dell'arnia, per citarne alcune, quella di disinfettante e anche di sigillante. Le api tendono a propolizzare qualsiasi spazio che resti vuoto, qualsiasi piccolo spazio tende a essere sigillato con la propoli, ed è quello che si trova appunto, ed è la resistenza che si trova nell'aprire le arnie, i coperchi, nello spostare tutti i telaini, è il risultato della propolizzazione fondamentalmente. Per l'uomo è importante anche come integratore alimentare, come disinfettante del cavo orale, e come apporto come integrazione alimentare alla fine, per migliorare il livello di salute complessivo della persona. Viene utilizzata molto sia in soluzione idroalcolica che acquosa in varie preparazioni, ha un buon valore anche economico ed è ricercata. Viene aumentata la produzione di propoli volutamente con vari sistemi in agricoltura che in generale aumentano le piccole aperture, vanno a moltiplicare questo effetto di chiusura dei piccoli orifizi con propoli, esaltando questo comportamento dell'ape per aumentare la produzione. La pappa reale, prodotta dalle ghiandole delle api operaie, viene utilizzata per il nutrimento di tutte le larve fino a 3 giorni di età, e poi invece diventa l'alimento esclusivo dell'ape regina e provoca la differenziazione. Quindi sembra che sia la dimensione della cella che anche il livello il fatto di quanto ricca è la nutrizione porti alla differenziazione, in questo caso ad ape regina, piuttosto che nel caso dell'alimentazione classica a apio per uno. L'acqua è un elemento naturale fondamentale per l'ape e a volte si sottovaluta l'importanza di avere una fonte di approvvigionamento idrico vicino agli alveari, invece è molto importante. Se c'è possibilità di avere un ruscello o qualche altra fonte d'acqua di buona qualità, se si può, vicino alle arnie, le produzioni aumentano, perché un'ape magari tende a recuperare lo stesso l'acqua, ma deve fare più strada. La strada che fa è energia persa, è sforzo, vuol dire minor durata, vuol dire meno alimento che possono portare, vuol dire meno produzione e una famiglia più debole fondamentalmente. Quindi si consiglia generalmente, se non c'è acqua, di apportarla, cioè in vario modo con dei secchi. Generalmente dicono utilizzare foglie secche o altri supporti per agevolare l'avvicinamento dell'ape all'acqua, perché così l'ape può appoggiarsi sopra le foglie, ad esempio, e non avere problemi di annegamento in acqua. Quindi, come dire, l'importante è arrivare al risultato di fornire una quantità sufficiente di acqua per la vita dell'alveare, che serve per esempio per idratare il polline, per la nutrizione dell'alveare, ma anche per regolare la temperatura e l'umidità dell'alveare, con le api acquaiole che importano acqua, quindi prelevano l'acqua da dove riescono a trovarla, la portano nell'alveare e vanno a inumidire, se serve, l'alveare e ad abbassare la temperatura, quindi a contribuire con l'acqua al raffrescamento delle acque. Alcune specie mellifere, qui vediamo appunto nel dettaglio una piccola rassegna di alcune specie. E tra queste troviamo la caccia, che ha un'elevata produzione sia polimifera che nettarifera, dà un miele con un colore molto chiaro e generalmente senza cristallizzazione.
sapore e odore delicati e leggeri. Probabilmente sono queste le caratteristiche appunto di non avere spiccati odori o sapori, di essere, non dico neutro perché ha una sua, è identificabile come miele, però non è così forte come altri che provocano generalmente un gradimento maggiore della gran parte dei consumatori. Diciamo che è un miele gradito in più. Ecco. Ailanto, detto albero del paradiso, fiorisce successivamente alla caccia. A volte la smielatura può, siccome è immediatamente successivo, la caccia può contenere una parte d'ailanto. Questo è uno degli effetti che a volte si hanno. È un'infestante arbustiva con buone caratteristiche mellifere. Intendevo dire il miele da caccia, quando viene smielato, può avere una certa presenza d'ailanto, non so se mi hanno spiegato bene. Ha un aroma leggermente fruttato, è una pianta infestante anche questa, non era desiderata, anzi in più regioni stanno cercando di limitarne la diffusione. Così come anche la morfa, ha ragionamenti simili. Fiorisce anche questa a fine primavera, produzione abbondante di polline e di nettare. Non ho a disposizione dati su quanto miele produca. Si sa che la produzione è buona, ma al momento non abbiamo dati su questo. Il limonium vulgare, detto fiorella di Barena, appunto in alcune aree litoranee, lagunari sostanzialmente, ha una sua importanza anche qualitativa, è un miele ricercato. L'area della Barena è un'area in contrazione, quindi generalmente è un ambiente che va a ridursi anno per vari motivi di antropizzazione, di modifiche che avvengono nel territorio, per cui la conseguenza è quella che sia un fiore che è sempre meno disponibile. Se si riesce a produrre è un miele ricco di sostanze minerali, di enzimi e dà il sapore balsamico. Appunto, questa è una foto dell'ambiente della Barena e si vede appunto come si sviluppa nei margini lagunari. Abbiamo poi la voragine, fiorisce a lungo con un buon potenziale molto elevato mellifero, è visitata sia dalle api che da altri colombi e si conoscono mieli uniflorari di voragine, altrimenti può rientrare a far parte del miele millefiori fondamentalmente. Abbiamo il castagno, potenziale nettarifero molto buono, un miele scuro, ambrato quasi nero, cristallizzazione che generalmente avviene a grani grossi e dà un sapore leggermente amaro, dipende dalle zone, può ricordare appunto vagamente la castagna, può avere leggero spunto acetico, dipende dalle annate e dalle produzioni, ma la caratteristica del sapore amarognolo resta in ogni caso presente. Il nozzolo non è una specie nettarifera, ha invece funzione, come dicevamo prima, prettamente pollinifera, quindi porta polline, è un supporto alla vita dell'alveare, non una produzione mellifera. Appunto, contribuisce al sostentamento delle famiglie nel momento della ripresa della covata che di per sé rispetto ad altri momenti dell'annata ha una ridotta presenza di apporti di altri fiori, per cui il nozzolo diventa prezioso quando c'è poco altro disponibile per cominciare la ripresa della famiglia, quindi la ripresa della covata e sostentare le famiglie all'inizio primavera. Rhododendro, importanza mellifera in quota, ambiente alpino, ricercato perché è particolare, la gente, come dire, cerca questi mieli diversi dalla massa. Se si parla di montagna anche sul miele, chiaramente l'attenzione è maggiore da parte del consumatore. Sì, noi siamo qui in montagna, forse non ce ne rendiamo conto, ma vista da chi è in pianura, un prodotto di montagna è diverso da come noi lo vediamo, perché per noi è la normalità.
per loro è qualcosa che viene da fuori, che dovrebbe essere più preservato, più, come dire, dà mentalmente un valore aggiunto per chi cerca di comprare miele di questo tipo. Quella è un po' l'idea secondo me. Come colore va dall'incolore appunto al giallo paglierino, e quando è liquido, invece va da bianco a beige quando cristallizza, quando si indurisce. Il sapore tendenzialmente dolce, vegetale, delicato. Il rovo presente spesse volte anche vicino ai fossi. Appunto abbiamo visto anche nella zona di Valle Vecchia, nell'azienda di Veneto Agricoltura, dove ci sono zone limitrofe ai fossi, c'è una buona presenza e anche buona fioritura, e le api lo bottinano bene, il miele è buono, perché abbiamo potuto assaggiarlo e come dire, siamo rimasti contenti del risultato. Un colore bianco con cristallizzazione rapida e aroma e sapore molto delicati. Il Tarassaco ha un valore nettarifero abbastanza buono, fino a 95 kg di miele per stagione familiare, e espresso in chili ettaro siamo attorno ai 200 kg ettaro teorici massimi. Il colore del polline del miele giallo dorato cristallizza velocemente, ha aromi e sapori caratteristici che, ecco, questo miele che non viene apprezzato da tutti, ci sono certe persone che lo cercano, non è il miele per tutti, ecco, perché è un gusto leggermente amarogno particolare, non tutti lo apprezzano. Si ringrazia tutte le fonti che abbiamo utilizzato e citiamo per mettere insieme questa presentazione, e appunto ringraziamo per l'attenzione. Porto i saluti del mio collega Silvano Cossater, che oggi non ha potuto essere qui e che è responsabile del progetto Biodiversity, come dire, il progetto per il quale collaboro anch'io come Veneto Agricoltura. A seguire vi farei un attimo vedere quelli che sono gli aspetti legati sia al progetto Biodiversity che alle armi elettroniche. Adesso un attimo solo arriva anche la seconda presentazione. Appunto, il progetto Biodiversity è un progetto transfrontaliero che ha interessato e interessa per l'Italia la regione Veneto e Friuli, e oltre i confini interessa la Slovenia. Per quel che ci riguarda coinvolge Veneto Agricoltura, coinvolge l'Università di Udine, il Polo del Veneto. Per quel che riguarda il Friuli coinvolge l'Università di Udine, appunto, il Polo Tecnologico di Pordenone, Polo Alto Adriatico, e oltre il confine coinvolge il BSC Crani, che è una struttura, spero che nessuno si offenda, diciamo così, satellite dell'Università di Lubiana, un centro di servizi, un polo di servizi, e l'Università di Lubiana. Ecco, ha come obiettivo il miglioramento della biodiversità, valutata, misurata attraverso le api e la gestione innovativa degli ecosistemi. Quindi si passa attraverso il concetto di agricoltura integrata, un'agricoltura che utilizza, prima della lotta chimica, tutti gli altri strumenti necessari e arriva a questa solo quando non ci sono altri mezzi. Questo dovrebbe essere il funzionamento e l'obiettivo che ci si prefigge. Gli ambienti si è fermato, scusate un attimo ancora, vediamo se si riesce. Arrivo. Eccoci.
l'obiettivo era quello di realizzare un sistema transfrontaliero innovativo per il miglioramento e il monitoraggio della biodiversità degli habitat di progetto, in ambienti che sono diversi a seconda delle regioni interessate, ovviamente. Si va dall'ambiente di Valle Vecchia, quindi un ambiente lagunare di una ex bonifica, ad ambienti dei magreli, prati magri vicino al tagliamento, fino ad arrivare alla zona del Carso, poi spostarsi in Slovenia. Quindi cambia il paesaggio, cambiano le coltivazioni, le situazioni e le presenze anche floristiche. Quello che accomuna le varie aree interessate è che si è lavorato all'interno di aree Rete Natura 2000, quindi aree sottoposte a protezione da parte della Comunità Europea. Questo è quello che, pur nella diversità, ha accomunato tutti i territori coinvolti del progetto. Appunto 10 casi studio, 3 in Veneto, 3 in Friuli, 4 in Slovenia, con protocolli congiunti e condivisi, quindi ragionando nello stesso modo per tutto il territorio, almeno come approccio. Diciamo. Questo monitoraggio ha avuto luogo sia con metodologie classiche, quindi con valutazioni fatte sugli alveari, direttamente dagli applicatori e dai tecnici di riferimento, sia con l'uso di strumenti tecnologici che vengono definite armi elettroniche. Altro non sono che le stesse armi che siete abituati tutti a vedere, con la dotazione di strumenti elettronici che poi vediamo in dettaglio. Soprattutto per quel che riguarda la parte slovena, loro hanno provveduto anche alla semina e alla diffusione di piante erbacee autoctone, interessando anche i comuni in questo. È un territorio dove dal punto di vista apistico sono, si può dire, un po' più avanti di noi, fanno addirittura anche apiterapia, utilizzano le api non solo dal punto di vista più produttivo, ma per cure sanitarie non sono in grado di dirvi se funzionano o meno, di fatto sono cose che vengono avanti, vengono già, come dire, sono servizi che gli apicoltori già offrono. Ecco, noi siamo un passo indietro in questo, addirittura loro con le armi elettroniche che poi vediamo che ci hanno fornito sono in grado di misurare, anche con le nostre al momento, sono in grado di misurare il suono prodotto dalle api dal punto di vista dell'utilità che questo può avere per l'apiterapia. Questo esulava dagli obiettivi del progetto, per cui a noi questo al momento non è interessato, però è un rilievo che è possibile fare, qualora serve. Ecco appunto lo strumento arma elettronica, vedete la classica arnia, praticamente sotto questa lamiera di riparo che vedete ulteriore davanti all'arnia abbiamo il contavoli e quindi c'è un conteggio dei voli che permette di misurare l'attività delle api, quindi anche una misura indiretta dell'importazione che c'è in quel momento e della vitalità della famiglia. Misura la temperatura esterna dell'alveare, anche interna, umidità, a seconda dei modelli forniti può misurare anche la percentuale di bagnatura giornaliera esterna, volendo proprio arricchire tutto il sistema può essere integrato da rilievi simili a una campanina meteorologica, per cui si avrà nello stesso punto un rilievo sia delle condizioni meteorologiche sia della vita delle famiglie. A noi per quello che è servito, come si può dire, non necessitava un'integrazione con un rilievo meteorologico totale, ma abbiamo rilevato questi aspetti che vediamo adesso. E in più c'era disponibile appunto l'aspetto di misurazione del suono all'interno dell'area. Fornisce dati utili, in questo caso, sia per il progetto Biodiversity che vi ho appena introdotto, e sia per l'elaborazione del bollettino apistico regionale. Veneto Agricoltura ha arnie sia elettroniche, diciamo di questo tipo, sia installate per la funzionalità del progetto, e sia per i rilievi fatti per la rete di rilevazione
ha l'interesse apistico e c'è in questo senso un bollettino che pure, come dire, è nelle sue prime edizioni, è perfettibile, però c'è un primo bollettino apistico a servizio degli apicoltori che può essere richiesto. Uno può fornire la propria email agli uffici di Veneto Agricoltura e riceverà, se è interessato, l'aggiornamento del bollettino apistico con indicazioni del caso. Questo sistema dell'arnia elettronica in questo caso serve per un progetto, quindi per degli studi, per dei dati che sono in questo caso con funzione pubblica, ma potrebbe servire anche nel caso di singoli apicoltori che vogliano dotarsene, nel caso ad esempio di nomadismo, dove un apicoltore risieda in una zona diversa e voglia avere un parametro di quello che sta succedendo, grosso modo in tempo reale, a distanza da casa sua. Quindi questo può monitorare un qualcosa a distanza, a un certo costo, perché un'arnia dipende un attimo come uno la allestisce, però siamo ai 1.000 euro o oltre 1.000 euro per tutta l'apparecchiatura che avete visto qua, per cui se uno deve spenderli chiaramente va ponderata, però è una possibilità che c'è. Come è costituita? C'è un pannello solare di alimentazione, per cui è autonoma da questo punto di vista. A seconda dei modelli, le sonde di temperatura interna e esterna, il contavoli e la bilancia possono essere collegati con fili o wireless senza fili. Non cambia il concetto perché le misure sono le stesse. Diciamo, nel caso del filo è un po' più scomoda per lavorare perché c'è il filo di mezzo quando uno va a aprire l'arnia, quindi ha un impiccio in più, diciamo così. Però c'è il vantaggio che non ci sono batterie da sostituire perché resta permanentemente collegata. Finché il pannello solare e tutta l'apparecchiatura funziona correttamente, è alimentata e da questo punto di vista non ci si pensa. Senza fili, alcuni dispositivi hanno batterie da sostituire, però sono più snelli, non hanno l'aspetto filo che va a dare un certo fastidio durante i lavori normali di gestione degli alveari. Questo è una schermata praticamente delle arnie elettroniche della ditta Melixa, ditta di Trento, e si vedono appunto alcuni dati. Si vede soprattutto il numero di voli. Abbiamo registrato in alcune arnie anche più di 200.000 voli al giorno. In momenti di maggiore importazione sono veramente numeri elevati. Appunto si può vedere la variazione di numero di voli e anche di peso rispetto al giorno prima della colonna che segue voli e peso. Abbiamo le temperature, è un banale termometro, però ci dà l'idea, come si può dire, ci dà l'idea di come siamo messi dal punto di vista temperature e meteo, perché la singola misura di voli e peso senza avere un altro riferimento ha poco peso. Invece bisogna sempre valutare come siamo messi dal punto di vista meteorologico e climatico e abbinando i dati numero voli e peso si riesce a avere una valutazione più complessiva, più sensata di quello che stiamo leggendo, di quello che leggiamo da casa o dal telefono, da dove siamo. Uguale ragionamento anche per il sensore di bagnato, perché ci permette di capire, non va a misurare i millimetri di pioggia, ma non è molto interessante in questo caso, perché ci dà l'idea se c'è disponibilità d'acqua per le api, perché c'è bagnatura fogliare, e ci dà l'idea di come possiamo essere messi con la fioritura, perché se il fiore è umido, se non è umido, se c'è disponibilità d'acqua o meno, per cui è un altro riscontro che permette di farci un quadro complessivo più utile in questi dati. Nella parte sotto abbiamo appunto quella che è una previsione meteo dei giorni che seguiranno, per cui ci dà l'idea di cosa un attimo cosa aspettarci. Ci dà l'indicatore carica batteria, quello appena sopra è il discorso del segnale telefonico. La cosa importante è che siano servite da rete
queste arnie lavorano con la rete 2G. È una rete che quando l'hanno pensata era la più diffusa. È in arretramento perché chiaramente la tecnologia va avanti, siamo arrivati al 5G. Il 2G è in arretramento, però era la più diffusa capillarmente ed è per quello che l'hanno pensata in questo senso. Esistono anche delle antenne supplementari, abbiamo purtroppo dovuto utilizzarle in casi come Valle Vecchia, dove si è in ambiente di bonifica, poi vi farò vedere un attimo questo aspetto. Siamo sotto il livello degli argini, non prende, con antenne supplementari ce la facciamo fare un lavoro discreto e i dati arrivano, anche in situazioni difficili così arrivano. È un'antennina con un filo e risolve il problema fondamentalmente. Ecco, Valle Vecchia ha ospitato, per quel che riguarda Veneto Agricoltura, il progetto Biodiversity. Questo sito è un sito molto particolare perché è l'ultima bonifica, probabilmente l'ultima bonifica europea. Siamo ai margini della laguna, praticamente a sinistra della foto, al lato ovest troviamo Caore, al lato est troviamo Bibione, e questa è l'ultima area non antropizzata dell'Alto Adriatico. Con vicissitudini praticamente che hanno portato negli anni 50 alla bonifica di questo ambiente, così come lo vedete nella foto, invece è stato trasformato ed era praticamente in sostanza una valle da pesca per i caurotti. Scusate. Ok. L'intero comprensorio si estende per circa 950 ettari, 750 sono gestiti da Veneto Agricoltura e 630 di questi compongono l'azienda Caria. Questo schema praticamente spiega un attimo come è stata trasformata questa ex valle da pesca. Vedete, i riquadri regolari sono bianchi, sono sostanzialmente seminativi, abbiamo campo fondamentalmente. A margine della parte del seminativo ci sono delle aree di fitodepurazione per ridurre quelli che sono i dilavamenti in laguna, di quelli che sono i nutrienti che arrivano dagli appezzamenti coltivati. Abbiamo poi diverse aree umide di acqua sia dolce che salmastra che salata, dolce comunque con tenori di salinità più alti di quella che è un'acqua dolce di fiume, che siamo abituati a vedere noi, comunque è più dolce dell'acqua lagunare, diciamo così. Quindi è un'area molto particolare anche a livello ambientale, un sito di interesse per la migrazione dell'oca grigia, e la ragione della protezione di questo sito è stata proprio questa, perché ha aree a seminativo ampie che permette di atterrare e decollare alle oche che si spostano migrando da e per la Siberia. E si è visto nell'anno scorso, nell'appuntamento invernale, c'è stata la presenza, abbiamo proprio viste, di centinaia, anzi direi oltre il migliaio di oche grigie visibili negli appezzamenti. Vengono seminati apposta con una certa logica di dare scansi. Io ho visto. Ecco, il dottor Pandolfi dà conferma della cosa. E appunto vengono seminati degli appezzamenti a cereali autunno-verdini, quindi generalmente frumento in questo caso, appunto per dare spazio di decollo e atterraggio alle oche per fornire un ambiente adeguato per ospitare la migrazione. Questo è uno dei ragionamenti che vengono fatti a Valle Vecchia. Oggi, vista dall'alto, l'azienda si presenta così, come nello schema che avete appena visto. Questa è una foto aerea che dà un attimo l'idea, spero si capisca meglio. E quelle che si vedono con i segni a posto sono le 4 stazioni di rilevamento apistico, i 4 apiari, ognuna con un'arma elettronica, che si hanno nell'ambiente di Valle Vecchia. Fondamentalmente le prove sono state fatte confrontando 2 ambienti diversi, seppur parzialmente sovrapposti, perché l'azienda è la stessa, un'ape vola anche per 3-5 km, per cui senz'altro si ha una sovrapposizione di ambienti, però si è cercato di differenziare, visto che comunque l'azienda di Valle Vecchia è molto grande,
comprende circa 5 km di litorale, per cui gli spazi sono ampi, c'è una certa distanza geografica tra una stazione e l'altra. Si è confrontato ambienti in area maggiormente naturale, quindi abbiamo la zona di Canadare e la zona di Pineta come area che è stata abbreviata come naturale perché è più vicina all'ambiente naturale non autorizzato, non agricolo, mentre invece la parte agricola è stata considerata la parte di Dosseto e Gambericoltura, con relative misure e i confronti del caso, diciamo. Quello che è stato visto appunto è che nell'area agricola, questo abbiamo un grafico appunto della stazione di Dosseto, e successivo, questo è un grafico di peso che spiega l'andamento annuale del peso dell'area di riferimento da marzo 2021 a marzo 2022. Vi ho messo come esempio questi due. Adesso faccio vedere anche quello di Pineta. L'andamento è molto simile sia in termini di pesi massimi che in termini di andamento complessivo. La spiegazione che ci siano dati è che l'azienda è gestita con protocolli di agricoltura integrata da diversi anni. La chimica è utilizzata meno possibile, insetticidi chimici non ne vengono adoperati, qualora serva viene adoperato Bacillus thuringiensis nel caso del mais, la logica è di questo tipo. Quindi l'agricoltura integrata abbinata all'agricoltura di precisione, con la volontà di avere apporti negativi più bassi possibili e favorire quella che è la presenza di specie naturali spontanee. Si è parlato prima dell'oca grigia, ma c'è tanta fauna migratoria, avicola anche, come dire, solo per fare alcuni esempi. E questa gestione sembra, vedendo i dati sia dal vivo che dai grafici, che dia buoni risultati, perché sostanzialmente anche nelle altre due aree che, come dire, di cui non ho fatto vedere il grafico, ma sono sovrapponibili a questi, non si sono viste grosse differenze tra l'ambiente più agricolo e l'ambiente più esterno verso la parte naturale. Quindi c'è un buon risultato in questo. Va detto che sia che le api hanno un ampio raggio d'azione, per cui gli ambienti sono leggermente sovrapposti nelle valutazioni, quindi alcune differenze possono essere mitigate da questo, e anche va pensato l'aspetto appunto che la vita delle famiglie è comunque sempre influenzata dall'attività dell'uomo, no? Quindi si parte da una famiglia che sì, è misurata, cioè è misurata con una bilancia, è misurata dal punto di vista dei voli, ma aveva già una sua situazione pregressa. Intendo dire, può essere già indebolita o rafforzata dall'ambiente che trova, per cui questo attraverso l'arma elettronica non siamo in grado di valutarlo. Cioè, si cerca, quando si sceglie di monitorare una famiglia, di monitorare la famiglia media, cioè di dire, bene, un apiario di, diciamo, 10 apiari, per fare un esempio, è in questa situazione, si sceglie la famiglia media e si porta avanti quella. Però tutti e 10, per fare un esempio, quegli apiari erano influenzati dall'ambiente in cui vivevano e che era la situazione di partenza, e questo non può essere escluso, questo voglio dire. Ecco, questo è quello che abbiamo ricavato da questa esperienza. Se avete delle domande, delle osservazioni, qualsiasi cosa, per quello che possiamo siamo qua. Grazie. Io volevo fare un paio di domande. Intanto per quanto riguarda l'apiterapia. Sì, l'apiterapia. La Regione Veneto mi risulta che non abbia preso decisioni in merito, contrariamente a quanto fa per esempio Santino Padis, dove ci sono agricoltori che hanno costruito agricoltori, sappiamo lassù, sono da lì,
delle casette per praticare questa cosa. La seconda domanda era quella sugli alcaloidi idroolici, la loro conseguenza della presenza degli altri Grazie. Dunque, grazie, perfetto. Ricordatemi dopo che vi distribuisco gli opuscoli del progetto che vi ho appena introdotto. Diciamo. A riguardo delle due domande, la prima, io purtroppo non posso rispondere come regione perché sono libero professionista, non sono in grado di portare in questo caso la voce della regione Veneto. Comunque mi interesso su quello che mi ha chiesto per capire quello che è l'orientamento regionale, eventualmente se si lascia i suoi recapiti, vediamo quello che come dire, risulta all'attuale. Senz'altro siamo un passo indietro rispetto a quello che si vorrebbe, che si dovrebbe, si spera che si possa recuperare. Della seconda domanda che mi ha fatto non sono in grado di rispondere nello specifico e me la segno e ci informiamo. Avrei finito. Bene, allora se qualcuno vuole fare altre domande, arrivo. Buongiorno, volevo chiedere, no, lei stava parlando di piante di acquista, no? Però stiamo parlando sempre di piante che partono in primavera e finiscono teoricamente in castagno. Ma il podcast credo dove parlavano di una pianta evolia, ad esempio, quella che chiamano la pianta mellifera per eccellenza, sì. Voglio dire, è una pianta infestante, la pianta che va messa in ora, voglio dire, è una cosa che può essere utile anche per quanto riguarda diciamo, l'aiuto della scorta invernale. Credo che l'apicoltore che ha a fianco a lei, Tiziano Canal, abbia già un'esperienza diretta sull'Evodia. Se vuole aggiungere due parole, no. Allora, io ho aspettato, ho cercato due pianti e pronto, e io non avevo visto, solamente pensando che di agosto a secco, e da questo periodo creato da l'avevo visto proprio avevo visto un po' di Tiziano, scusa, se puoi avvicinare un attimo il microfono, grazie. dico che ha visto un po' di fisico perché in realtà sulla casa, però ho notato anche una cosa, che non era per le giornate calde allora, a livello metallico, io ho visto anche delle persone c'era un sacco di insetti laureati alle destre, tipo minuta, che fanno i fiori, tipo saputo, anni. C'erano addirittura portato 23-24 poliferi, un fiore unico. Le api sembravano pazze. Ho avuto una buona esperienza, è vero, è una pianta che viene 30 anni, perché io la prima pianta l'ho operata qui, l'ho piantata 7 anni fa. Quest'anno dicevo, beh, se non fa fiori, la taglio. Però in 7 anni è diventata 30 centimetri giganti, no? E altre, ed è stata la prima volta che ha fatto fiori quest'anno, che mi prendeva molto bene perché è diventata altra alta. No? Le altre due che ho preso in altre
uno ha fatto venire entrare in clienti, e uno quello è un altro febbraio, hanno già iniziato a fare azioni, sono anche così e hanno iniziato già a fare. Dicono che il miele non è un sapore gradevole, io avevo già tolto i minerali perché poi esclusivamente fate le scorte dell'inverno. È una pianta molto, molto interessante, cioè cresce in fretta, anche in alta come il gioco, però a mio giudizio per noi che abbiamo poi un cavo di produzione di netta, no, di polline, adesso diciamo in questo periodo ho visto che quest'anno fanno sull'etere da parte. C'è un'importazione che è anche buona in questo periodo, ma non tutti i posti stanno bene. Io dove abito sono delle piante diverse, non parecchie, anzi sono interessanti che fanno morire anche posti, però anche molto varie. Però come diceva il signore, è una pianta che io direi, consiglierei gli agricoltori predatori mettono in 2 o 3, stanno la casa, cercano in 3, normale, non dentro qualche cosa, no? A distanza almeno che diciamo da una all'altra che fanno una cosa, ma sono già da basso con i grandi, no? E bisogna passare perché fanno questi bei grappoli e direi provare perché sinceramente una pianta che per gli agricoltori visto che sono 50 anni più che tollerati, ma veramente bene. Grazie Tiziano per la tua esperienza. Penso che è meglio che portare i risultati di chi li ha già provati sul campo non sia libero che tenga. Grazie. Se c'è qualcuno che ha altre domande, per quello che si possa dire. Guarda, nessuno? Io? Allora ringraziamo il dottore per quello che ci ha detto. Qui ci sono un po' di riviste che riguardano l'impianto di Valle Vecchia, quella storia della Croazia, se vi interessa. Poi mi raccomando per i soci dovete firmare, se non avete firmato. Per quelli che devono ancora ritirare la cera, c'è ancora cera da distribuire e il censimento per gli alleati, anche se è un po' anticipato, all'interno del protocollo. Vi ringrazio di essere venuti, ringraziamo il dottore, facciamo un applauso. E buon dentro, grazie. Sì, prego, Appuntamento oppure c'è scritto qua? C'è scritto qua. Come dire, questo prende gli aspetti